Le locali del Rio Volley, in maglia blu con spalline bianche, guidate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, schierano il capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Giulia Mazzoni e Silvia Cecconi schiacciatrici, Valentina Viotto e Caterina Organte centrali, Camilla Loro libero. Le ospiti veronesi del Fontanara Volley San Martino, in maglia bianca, allenate da Gaetano Rossetti e Franco Marani, giocano con l'alzatrice Sara Gonfiantini, l'opposto Selena Pittondo, il capitano Irene Morandini e Giorgia Morandini schiacciatrici, Stefania Parini e Alessandra Aldegheri centrali, Giorgia Vandin libero. Buona partenza del Rio, efficaci in attacco con Mazzoni e Polato. Le ospiti replicano con le bande Irene e Giorgia Morandini, restando in scia le locali fino a metà set. Un abile secondo tocco di Sofia Calore perfeziona il break del Rio, che si porta avanti sul 16-13, ma le veronesi vanno a segno a muro e in battuta, rientrando sul 16 pari. Si lotta palla su palla con azioni spesso prolungate. Le schiacciate vincenti di Mazzoni e Polato riportano avanti sul 19-16 il Rio, che conduce fin sul 21-18, quando il San Martino si dimostra più efficace a muro e in fase di contrattacco, impattando sul 21 pari. Cecconi e Viotto non mettono giù palla, l'Aldegheri piazza un ace, la Cecconi è murata e le veronesi hanno la meglio infilando una serie di 4 punti che chiude il primo set sul 25-22. Federica Vezzù dà fiducia alla giovane Beatrice Francescon, che subentra alla Cecconi. La prima metà della ripresa scorre sul filo dell'equilibrio, il Rio difende bene ma fatica a chiudere i contrattacchi. Dopo essere andate avanti sull'8-5, le locali subiscono la decisa reazione del San Martino, insidioso con le bande e coi primi tempi dell'esperta centrale Parini, che bucano la difesa padovana portando le ospiti al comando sul 10-8. Le ragazze del Rio lottano, la regista Sofia Calore alza spesso e bene in banda per Giulia Mazzoni, che perfora la difesa avversaria ristabilendo l'equilibrio a metà frazione. Le ospiti però continuano a macinare punti con la giovane centrale Alessandra Aldegheri e col servizio jump float di Irene Morandini, staccando il Rio sul 17-13. La generosa Mazzoni tiene vivo l'attacco padovano, ma è sempre il San Martino a fare la partita, conducendo fin sul 21-18, quando un improvviso passaggio a vuoto della seconda linea veronese favorisce il recupero del Rio, che aggancia le ospiti sul 24 pari dopo aver annullato 2 set point. Il San Martino accusa il colpo, Irene Morandini manda fuori un altro attacco, la schiacciata della Pittondo non supera il nastro, consegnando al Rio il 26esimo punto e il secondo parziale. Le locali ripartono toniche, ma il San Martino non demorde, anzi riprende l'iniziativa non appena il Rio allenta la morsa, riuscendo a mettere in difficoltà la ricezione padovana col servizio della Parini, che propizia l'allungo veronese sul 10-7. Giulia Mazzoni è una spina nel fianco per le ospiti, ma la banda numero 67 non basta al Rio per ridurre il gap, che al contrario tende a crescere dato che la ricezione e la difesa padovana sono più volte sorprese dalle battute di Giorgia Morandini e dalle astute giocate di Stefania Parini, che va a segno a muro in attacco vincendo nettamente il confronto con le pari ruolo avversarie. Spinte dalla centrale numero 12, le ospiti dilagano sul 17-12, quindi sul 22-16. Francescone e Polato provano a tenere in partita il Rio, ma il San Martino ha una marcia in più. Colpisce ancora con l'ottima Parini, che poi firma con un ace l'ultimo punto del terzo set, vinto dalle veronesi per 25-18. Alla ripresa del gioco le cose si mettono male per il Rio, che sotto di 2 punti perde per un infortunio alla caviglia destra la centrale Organte, sostituita da Chiara Carnieletto. Coach Vezzù fa entrare anche la giovanissima Beatrice Perale, classe 97, per la Francescon. Le ragazze in blu fanno quadrato, Giulia Mazzoni suona la carica e colpisce in attacco avviando la rimonta del Rio, che riprende le ospiti sul 7 pari, per portarsi quindi in vantaggio sul 13-9 grazie a una serie di muri e azioni vincenti di Viotto, Mazzoni e Carnieletto. Coach Rossetti corre ai ripari inserendo l'opposto Ilaria Verde per la Pittondo e l'alzatrice Chiara Begnini per la Gonfiantini, ma il San Martino non riesce a venire fuori dalla buca, continuando a sbagliare in ricezione e a stentare in attacco. Il Rio invece marca punti con la Baby Perale e l'ha Polato allungando sul 20-13, poi resiste al veemente ritorno delle veronesi conquistando il quarto set per 25-21 col contrattacco vincente di Cristina Polato. La fatica appesantisce le gambe delle atlete e allunga la durata degli scambi. La fase iniziale del tiebreak vede partire meglio il San Martino, in vantaggio sul 4-2 grazie a 2 attacchi vincenti di Irene e Giorgia Morandini, ma poi le ospiti denotano un vistoso calo in prima linea, venendo riprese sul 4 pari.
La battuta della Polato causa l'errore di Irene Morandini e il Rio va al cambio di campo avanti sull'8-5. Le padovane sembrano meno stanche delle ospiti, risultando più efficaci in attacco. Il servizio della Polato produce altri danni all'incerta ricezione avversaria, lanciando il Rio sull'11-5. La Viotto va a segno da posto 3, poi un'invasione del muro veronese e un preciso contrattacco sulla parallela della Mazzoni fanno volare sul 14-8 il Rio, che fa suo il quinto set d'incontro con lungolinea vincente di Cristina Polato. È stata una bella partita, nonostante la sconfitta abbiamo portato comunque via un punto. Sono molto soddisfatta della mia squadra perché siamo sempre unite e abbiamo comunque mosso la classifica. Perciò noi andiamo avanti così, speriamo di fare sempre meglio, speriamo di arrivare a fine anno sempre unite come siamo state unite fino adesso. Il livello di questo girone mi pare abbastanza omogeneo, perciò speriamo di vincere sempre come abbiamo vinto finora, tranne purtroppo questa partita. Aspettiamo comunque il ritorno. Inizialmente non le abbiamo, possiamo dire, aggredite e possiamo dire anche che abbiamo avuto un infortunio che non ci ha per niente aiutato, però abbiamo tirato fuori la grinta e siamo riuscite a vincere. Questo per noi è molto positivo. Le novità di quest'anno sono in più reparti, sia nel reparto delle bande, con una banda esperta e una banda giovane classe 97 e due centrali nuovi che ci riescono a rinforzarci in questo ruolo. E proprio per il fatto che ci sono queste nuove giocatrici, il primo aspetto da migliorare è proprio la sintonia tecnica e tattica nel momento del gioco e dell'allenamento. Stasera abbiamo fatto esordire delle ragazze del 97 di 14 anni, questo perché è frutto del lavoro fatto dal settore giovanile. Ecco. E perciò il nostro obiettivo prioritario è quello di mantenere la categoria con un campionato tranquillo. Per ciò che riguarda il settore giovanile, noi abbiamo un buon settore giovanile, una buona under 14 e contiamo in tutte quante le categorie di arrivare almeno all'eccellenza. Ecco, questo è l'obiettivo prioritario che siamo andati quest'anno. Chiaramente tutto quanto fatto con la passione di tutti gli anni e poi se sono rose fioriranno.